Corriere Impresa Nord-Est, lunedì 13 febbraio 2023. Stress e benessere, lo psicologo ti riceve online. Il caso Serenis. Un po' ha inciso la segregazione forzata dovuta al Covid e un po' dipende dai ricorrenti cambiamenti richiesti nel lavoro. La domanda di supporto psicologico è un tema di rilevanza sociale. In Italia, nel 2022, è stato attivato il bonus psicologico a sostegno del benessere mentale. Nel mondo, ci dice il McKinsey Health Institute nell'ottobre 2022, le imprese migliori si attivano per fornire supporti specifici per la salute mentale e il benessere delle maestranze. In questo settore, tra le altre, è attiva Serenis, l'azienda cofondata nel 2021 dal veneto Daniele Francescon e da Silvia Wang, nata a Milano da genitori cinesi. L'azienda si presenta come un centro medico con una componente tecnologica importante che offre percorsi di terapia online in videochiamata per vivere, lavorare e riposare meglio. A qualcuno potrà sembrare un'idea bizzarra, ma in poco più di un anno i due fondatori under 40 hanno raccolto ben 6 milioni e mezzo di capitali privati. Come mai? Accessibilità. Ci sono anche logistica e tempo tra i fattori che impattano sulla concreta possibilità di accedere a una prestazione psicologica. L'idea di portare questi servizi in ogni dove e in ogni momento, annullando le distanze e ampliando gli orari di servizio, allarga il mercato potenziale, perché attiva una domanda che altrimenti rimarrebbe inespressa e insoddisfatta. Da questo punto di vista, la fruizione del servizio a distanza piuttosto che in presenza non sono in diretta concorrenza. L'apertura del canale online è un'intuizione da oceano blu che apre un mercato incontestato. A ringraziare sono le persone che lavorano, le imprese e le comunità, soprattutto delle aree periferiche. Informazione. L'analisi dei dati e il loro impiego per potenziare la proposta di valore è un altro punto che qualifica l'idea di Francescon e Wang. I servizi psicologici e psicoterapeutici sono credence goods, cioè attività la cui qualità non è chiaramente definibile nemmeno dopo averne usufruito. La prassi comune dice che si colma questo inevitabile vuoto informativo con il passaparola e quindi con l'esperienza degli altri. Serenis invece ha sviluppato algoritmi che analizzano tutti i parametri delle sedute svolte e così facendo può fornire al cliente le alternative di professionista che ha più probabilità di rispondere alla situazione specifica. Detto in altri termini, è una soluzione utile per tutti. Oltre allo stigma, Serenis è una data-driven company che sdogana e rende nazional-popolare quel supporto psicologico per il quale alcune persone provano vergogna e che altre impropriamente stigmatizzano. La tecnologia diventa un attivatore di cambiamenti sociale e culturale.